Mi sto prodigando già nella giornata di oggi per formulare al magistrato di sorveglianza di Verona un'applicazione provvisoria in via urgente dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Io l'istanza conto di depositarla entro sera, la sto scrivendo. Auspico per Massimo Zen e per i suoi familiari che questa decisione possa intervenire il prima possibile. Si procederà ad urgenza per consentire all'ex guardia giurata di Cittadella, Massimo Zen, di uscire nel più breve tempo possibile dal carcere veronese di Montorio, dove è detenuto da oltre 2 anni per l'omicidio volontario nel 2017 a Barcon di Vedelago di Manuel Maior, ladro in fuga quella sera dai carabinieri insieme ai complici a bordo di un'auto che il vigilante tentò di bloccare mettendo la sua di traverso ed esplodendo 3 colpi, uno dei quali uccise il giostraio 36enne. La grazia parziale concessa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli consentirà di beneficiare dell'eventuale applicazione della messa in prova al servizio sociale. Finalmente il signor Zen potrà dar corso alle cure necessarie, urgenti, delle quali ha bisogno, cure che ad oggi la struttura carceraria non è riuscita a somministrargli e che gli hanno comportato dei serissimi problemi di salute con un calo ponderale da quando è detenuto di oltre 30 kg. Le precarie condizioni di salute, ma anche il risarcimento di 500.000 euro che l'assicurazione dell'azienda per cui lavorava ha versato alla famiglia della vittima, le motivazioni dell'atto di clemenza del Colle, di cui Zen è venuto a conoscenza quando la notizia era ormai di dominio pubblico, come ha raccontato al telefono alla moglie Franca Berto. L'aveva saputo anche lui dalle guardie carcerarie che avevano visto il telegiornale, gliel'hanno detto e non ci credeva, però insomma ci siamo parlati finalmente ridendo e non con la pesantezza delle altre volte. Lui mi ha detto, hai sentito? Io ho detto, hai sentito? Gli fa, sì, ma domani mi porti sulla biancheria, vero, quando vieni al colloquio? Cioè, quindi veramente non abbiamo neanche speso una parola, eravamo increduli tutti e due. La notizia nel giorno dell'anniversario di matrimonio. Al colloquio settimanale sarà presente anche il figlio, una festa di famiglia, dice Franca, dopo la lunga sofferenza. Usciamo da un periodo veramente buio, abbiamo lottato, però è stata dura. Penso che ci abbia fortemente pesato e cambiato. Positivo o in negativo? Per me è positivo. Ci ha insegnato a vivere ogni giorno appieno e a contornarci solo dei veri affetti, dice Franca, e a guardare in modo diverso la realtà, al di là dei portoni delle carceri. A tutti noi può succedere in qualunque momento di finire in un baratro e quindi se mi sarà possibile penso continuerò a supportare questo mondo carcerario. Se non ci saranno imprevisti, Zen lascerà a breve la cella. La moglie non si fa prendere dalla fretta, alla serenità di chi sa di aver finalmente davanti una discesa. Abbiamo tenuto duro per 826 giorni, terremo duro per un altro po'.